Il 25 maggio 2018 entra in vigore un regolamento europeo sulla privacy. Tutte le imprese sono coinvolte, anche quelle artigiane. Però ci sono degli adempimenti nuovi, ci sono delle sanzioni e quindi la Confartigianato del Veneto, grazie anche al gruppo grafici che si sono adoperati per l'iniziativa, ha organizzato un convegno, un seminario in realtà, dove il responsabile nazionale dell'ufficio legislativo, il responsabile regionale dell'ufficio legislativo e un consulente aziendale spiegheranno alle imprese cosa bisogna fare. È un passaggio importante, è uguale per tutta l'Europa, quindi niente proroghe, si può fare bene, non c'è niente da spaventarsi, però bisogna sapere cosa fare e farlo in maniera corretta e nei tempi giusti. Ormai questo è un nostro mantra, non dobbiamo aver paura delle moderne tecnologie e in questo caso neanche della burocrazia che accompagna l'utilizzo delle moderne tecnologie. Non c'è da vedere questa normativa, per quanto onerosa in caso di inadempienze, per cui con un sistema sanzionatorio abbastanza importante, ma è da vederlo non tanto come appunto un'incombenza, ma come una grande opportunità, anche a garanzia di quella che è la privacy e dell'utilizzo corretto di queste moderne tecnologie. La Confartigianato si è attrezzata una volta tanto per tempo e sono veramente tanti gli appuntamenti anche sui territori e gli imprenditori sono contenti perché vengono a questi appuntamenti in massa. Sì, questa è stata un'iniziativa che ha avuto sicuramente successo, l'abbiamo organizzata appunto per tempo, stiamo anche di pari passo a livello romano facendo un'azione sindacale affinché l'avvio di questa nuova normativa non abbia subito un momento sanzionatorio importante ma venga diluito nel tempo, per cui c'è questo aspetto sindacale che viene portato avanti da una parte e dall'altra, una formazione rispetto a quella che è questa legge e poi l'adempienza di questa legge nella declinazione quotidiana proprio del lavoro di ognuno di noi. Quali sono le indicazioni principali che vanno date a chi opera nel settore dell'artigianato? Bene, innanzitutto la prima indicazione che diamo è quella di non drammatizzare, non ci spaventiamo. È vero, manca un mese all'entrata in vigore del regolamento, però il 25 maggio inizia un percorso, non finisce nulla, quindi le imprese potranno continuare a fare la loro attività che hanno sempre fatto, dovranno avere una consapevolezza in più. Il trattamento dei dati diventa una cosa di cui l'imprenditore non può disinteressarsi. Quindi con Confartigianato come sistema, insieme alle associazioni territoriali, stiamo mettendo a punto una cassetta degli attrezzi per consentire a tutti, anche alla microimpresa, alla più piccola impresa, di adeguarsi. Però come? Non tutti devono fare tutto, questo è il messaggio che vogliamo lanciare, ma bisogna farlo in maniera proporzionata al rischio. Vuol dire che una piccola impresa che non ha dipendenti non ha gli stessi obblighi naturalmente che deve avere una multinazionale che tratta di big data. Questo è un concetto importante, stiamo cercando insieme al garante italiano di far passare una classificazione del rischio che consenta di identificare le imprese in base al loro rischio e quindi fare un'applicazione proporzionata che non spaventi nessuno e non imponga costi inutili. Le scadenze principali, il 25 maggio entra in vigore, poi ci sono altri step? No, in realtà il regolamento viene applicato in tutta Europa il 25 maggio, quindi questo si sta parlando anche con delle fake news, devo dire, perché girano delle voci di proroghe, in realtà una proroga non ci può essere, stiamo chiedendo come Confartigianato di avere un atteggiamento soprattutto sulle sanzioni molto attento all'entrata in vigore proporzionata, quindi di non sanzionare le imprese che non saranno pronte, perché è vero che anche a livello normativo mancano ancora degli elementi fondamentali in Italia per poter avere certezza di quello che si deve fare, quindi chiediamo anche al garante di avere un'applicazione molto graduata di questi nuovi adempimenti. Siamo con l'ingegner Nicola Del Bello, consulente e imprenditore nell'ICT Security, che è una branchia un po' nuova ma che fa consulenza aziendale sostanzialmente. L'aspetto più tecnico, cioè cosa devono fare le imprese, anche quelle piccole, per adeguarsi a questa nuova normativa e che aiuto gli può essere dato dai professionisti come voi? Le imprese devono garantire di aver fatto tutto il possibile per difendere la presenza di dati personali o addirittura di dati sensibili se questo fosse il caso. Quindi di fronte al garante devono poter dimostrare di aver messo in piedi quello che nel vecchio decreto legislativo 196 erano le chiamate misure minime, che adesso non ci sono più e si richiede solamente appunto di rispettare lo stato dell'arte e della tecnologia per difendere i dati personali.
Però si parla tanto di tecnologia, proprio che l'ha sottolineato, non è più una questione di archivi cartacei, eccetera. Cosa fa l'internet, il cloud, eccetera? Come ci si attrezza? Beh, la principale differenza rispetto al passato è appunto che siamo tutti raggiungibili. Essendo in rete siamo raggiungibili, quindi se non siamo correttamente difesi i dati sono a disposizione di tutti. Per fortuna una cosa che è poco capita in questo momento storico è che tecnicamente c'è molto poco da fare se fatto bene per mettere in sicurezza i propri dati, non occorre fare nulla di esoterico. Ci sono poche azioni che possono essere messe in pratica e con quelle si è ben difesi, ma soprattutto secondo noi la cosa principale non è tanto alzare le difese statiche, cioè fare la corsa agli armamenti, è mettersi nelle condizioni di sapersi rendere conto di quello che succede alla propria struttura informatica, piccola o grande che sia. Voi che siete abituati a fare consulenza, sarà più facile per le imprese più strutturate o diciamo che un servizio di aiuto può essere richiesto anche dalle piccole imprese, anche magari che senza dipendenti? Beh, un servizio di aiuto è del tutto scalabile, nel senso che è mirato alla dimensione di chi lo richiede, quindi si può senz'altro fare, ripeto, i suggerimenti di cosa poter fare per essere ben difesi sono veramente pochi, la cosa è veramente facile da fare, basta sapere come fare. È meglio evitare il fai da te. Di sicuro, anche perché non cambia il fatto che ci sono persone che lavorano 12 ore al giorno per fare il contrario, cioè per attaccarti.